Marta Artico, eccoci di nuovo qui con la rubrica di Maestria Commercio e grazie ai fratelli Trevisan che ci ospitano e oggi siamo con Giovanni Dal Poz, giovanissimo, 30 e pochi anni. Buongiorno a tutti. Titolare del Grand Central, che poi è Grand Central o l'accento va da un'altra parte? No, è Grand Central, Grand Central. Anche se ormai si sta dividendo la dicitura a seconda di come si vuole. Allora, diciamo che è un grossissimo progetto che è sbarcato a Mestre circa 2 anni fa, se non erro, più o meno. Sono 3 ormai, sì, 2019, maggio, sì. Perché il tempo passa e che però questi 3 anni poi sono passati purtroppo sì, appunto, in maniera particolarmente veloce. Sì. Sugli ultimi 2 stendiamo un po' così, però insomma è tra le attività che nonostante il lockdown eccetera e il periodo sono riuscite ad ampliarsi, a sdoppiarsi, quasi a triplicarsi ed acquisire un grosso spazio in una zona che insomma è Piazzale Olivotti, no? Il famoso Piazzale Olivotti. Che tu hai comunque rivoluzionato. Che abbiamo rivoluzionato e credo anche migliorato decisamente nel corso di questi ultimi anni. Allora, intanto una cosa, i tuoi 2 locali attuali. Sì, i locali sono 2, parliamo del... Come sono divisi? Sono divisi tra il bistrò, che è stato costruito su suolo comunale in concessione nel 2019, locale diciamo con un format internazionale, che è aperto dalla mattina presto, indicativamente alle 8 fino a mezzanotte all'1 nei weekend, e che parte dalla colazione passando per i pranzi veloci, aperitivi, dopo cena, feste, lauree, facciamo un pochino di tutto e naturalmente l'obiettivo era quello di presidiare la piazzetta con un orario di lavoro lungo apposta per evitare di far frequentare la piazzetta a persone che per anni hanno frequentato. Tutti, no? Tanti purtroppo si ricordano cos'era prima la piazzetta. I bagni della fontana. Erano diventati bagni pubblici, erano diventati un luogo purtroppo di abbandono e degrado veramente insostenibile, ed ecco perché si è pensato insieme al comune, ma comunque di nostra iniziativa, di realizzare questo locale che poteva aiutare a migliorare la situazione, ecco. E quando tu all'inizio avevi rilevato appunto Santi Marchini che... Io ero l'ex titolare di Santi Mestrini, che prima era Santi Marchini e che sorgeva proprio in Piazzetta Olivotti. Un po' dietro, no? Un po' a fianco, diciamo, al di là del parcheggio. E invece il nuovo locale è aperto da quant'è? 2 o 3 mesi? Sono 3 mesi che ci siamo allargati all'interno della ex biblioteca o ex contemporaneo per chi se la ricorda, dove abbiamo deciso più o meno subito dopo la realizzazione del bistrò di restaurare l'immobile, acquisirlo e realizzarci all'interno una pizzeria con un format un po' particolare che è quello dei concerti e la musica dal vivo. Ecco, allora possiamo dire che comunque questo format che tu fai è un format forse unico qua in città, no? Perché è uno dei pochi, anzi direi che è decisamente l'unico. Una volta c'erano dei luoghi così, no? Forse un po' diversi negli anni, tanti anni fa, magari qualcuno se li ricorda, dove andare ad ascoltare musica live, però poi sono finiti, terminati per anni e anni, no? Purtroppo si è persa un pochino questa bella abitudine, secondo noi, e deriva naturalmente tutto anche da una passione mia e dei nostri soci, dei miei soci, relativa alla musica e alla convivialità dei locali che propongono musica. Ecco perché l'idea di realizzare un locale di questo tipo. A cosa vi siete ispirati? Ci siamo ispirati molto a tutto quel mondo americano, newyorkese, Chicago, dove i locali con musica dal vivo, i jazz club per capirci, sono molto presenti e storicamente e tradizionalmente molto riconosciuti. Ecco. Infatti sì, ci voglio dire, quando uno viene gli sembra di essere un po' in un'oasi, un po' newyorkese, no? L'idea era quella e mi sembra che con questo palco ci siamo riusciti abbastanza, sì. E il cliente tipico che viene? Il cliente tipico per fortuna è molto vario per il momento, nel senso che essendo in una fase di startup non si può definire un target preciso, però per fascia d'età o per gusti? La fascia per fasce e anche per gusti, è un locale per tutti ad ogni modo, quindi sì, non è un locale vincolante per quanto riguarda il discorso della musica, sì. Si può venire, a parte che non facciamo musica tutti i giorni, lo facciamo qualche giorno della settimana, avete i giorni fissi? Il giovedì fisso. E quindi sì, è un locale per tutti, quindi si sta bene anche per chi non
vuole venire solo per la musica, ecco. Però diciamo che è totalmente diverso dal vapore, faccio per dire, no? Per fare un esempio, visto che hai citato, diciamo, l'esempio più famoso e anche più storico di locale che propone musica nella nostra zona, è un locale diverso perché la ristorazione è molto più presente, molto più per tutti, ecco, nel senso si fa ristorazione principalmente e poi si fa anche musica, ecco. Si fa anche musica. Un'altra cosa un po' così, allora, in questi 3 mesi, cioè parlare dei tuoi locali è inevitabile, è collegato anche appunto alla zona, no? Certo. Però tu dici, le cose sono un po' migliorate per merito mio, cioè per merito nostro, no? Nel senso, è così, aiutati che Dio ti aiuta. Bisogna aiutarci, purtroppo la situazione della nostra città la conoscono tutti, soprattutto, ahimè, la zona di Via Piave è stata pluricitata e tutti i giorni è così, e l'abbiamo decisamente migliorata per quanto riguarda la pertinenza di quella zona. Insomma. Cosa manca secondo te ancora? Manca la gente, che è un po' il solito discorso del gatto che si morsica la coda, del cane, non si riesce a capire se mancano le attività perché manca la gente o se manca la gente perché mancano le attività. E la verità non la so. Tra le due? Questa è una bellissima domanda, è una difficile domanda a cui dare risposta. Io credo che un pochino bisognerebbe che si ritornasse ad aiutare anche le attività stesse. Sì, noi lo diciamo da quando siamo aperti, abbiamo bisogno dei mestrini. Ne abbiamo veramente tanto bisogno perché bisogna prendere coraggio e noi siamo, non solo noi, ma siamo la testimonianza del fatto che c'è qualcosa da vedere, da fare, di pulito, di ordinato, di livello, di qualità, insomma sì, di nuovo si può. Mi domandavo, si dice che a Mestre i turisti tornano quando si vedono i pullman fuori dall'hotel Silvio che occupano tutta la rotonda con i mestrini che tirano un po' di... Ma diciamo tu noti che stanno un po' tornando, ok, certo, sempre... C'è un ritorno, sì, assolutamente. C'è un ritorno, si sta muovendo qualcosa, non siamo ancora a livello pre-Covid ovviamente, anzi, però io questo credo fa un po' che... ben sperare. Sì, assolutamente, sì. Abbiamo dei numeri in mano che ci danno fiducia, ecco, in questo senso, assolutamente sì. Ascolta, e invece, diciamo, tirando fuori ecco, anche un po' l'amministrazione, no? Secondo te potrebbero avere un ruolo per migliorare le cose, per dare una mano alle attività? Ma leggevo un articolo proprio questa mattina sul Gazzettino per quanto riguarda il fatto dell'aiutare il discorso degli immobili sfitti, di dare degli incentivi per l'affitto di locali e di attività. Io credo che si potrebbe fare sicuramente di più, si potrebbe fare molto. Chiaro è che la crisi ha preso dentro tutti, nel senso che non si può negare che di soldi ce ne siano meno e questo è un dato di fatto e quindi... Però la speranza, quantomeno mia da commerciante, è quella di riuscire ad ottenere un tessuto cittadino dove le attività sono attività di qualità. Sì. Credo che il passaggio da fare sia questo ed è fondamentale. Via Piave per esempio non è vero che sì, ci sono molti locali sfitti, ma la verità è che quelli che non sono sfitti non sono abbastanza di qualità per proporre un tessuto di una qualità di frequentazione. Non so se mi sono spiegato, ma l'ho articolata un pochino, ma è così. No, si è capito in realtà. Così, sì. Non voglio citare perché ovviamente non ne avrei neanche, perché dopo è difficile farlo, però è tramite la qualità, il bello, il pulito e il chiaro, inteso come luminosità, che si allontana il degrado. Poi diciamo che in quest'ultimo periodo ci sono un po' dei tuoi vicini, non proprio nella tua zona, però fortunatamente vicini. Ci sta seguendo qualcuno un po' alla volta. Voi diciamo che avete dato il là. Esatto, abbiamo dato coraggio agli altri che per fortuna stanno aumentando e questa è solamente una cosa positiva ovviamente, perché magari mettendosi tutti insieme, insomma. Io ne vedo già i benefici, ecco, sì? Anche sulla mia attività, sì. Più siamo meglio è in questo momento, ma non solo il territorio di Via Piave, anche Via Carducci è un'altra zona che andrebbe rimesso mano, però insomma ma lì è aperto qualche cosa, insomma, sì. No? Cioè, però, e dopo chiaramente le istituzioni, come hai citato tu prima, chiaramente il controllo e il presidio è quello che serve. Lì c'è questa cosa che si dice un po' che loro di solito presidino la piazza, le aree centrali, magari un po' si dimentichino
il che è assurdo peraltro, perché andrebbe dato presidio a chi e dove serve di più e dove c'è più presenza di degrado. Che un goccetto più. Io credo che, con tutto rispetto, ma sia un po' inutile mettere un presidio fisso davanti alla chiesa di San Lorenzo in piazza, quando bene o male sappiamo che non succede quasi mai nulla e noi a 300 metri siamo abbandonati a noi stessi. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato, che dopo sappiamo che le forze in gioco siano poche, hanno le mani legate e tutto, però un pochino di più ci si potrebbe aiutare. Ecco, tu peraltro dicevi, io insomma sono uno di quelli che ci ha messo del suo. Che esco anche dal locale e anche troppe sorte, a volte, no? Anche troppe a volte, perché mi sento e mi auto, come dire, candido a organizzatore e gestore anche della zona in cui lavoro, non soltanto del locale in cui lavoro, non so se mi spiego, ma sì. La strada fuori dalla porta della nostra attività, e questo certi commercianti non lo vogliono capire, è comunque importante ed è comunque nostra. Bisogna pulire i marciapiedi, purtroppo bisogna cambiare le lampadine delle luci se sono rotte, anche quelle che non sono fuori, dentro il nostro locale ma sono fuori, bisogna spazzare l'erba, bisogna cercare di dare un decoro con un po' di senso civico alla zona in cui si sta lavorando, perché se si aspetta che arrivi un aiuto da fuori è un po' dura. È dura, secondo me è dura. Sì. O comunque insomma un po' difficoltoso. No, un po', insomma, dai, un po'. Tra l'altro so che apriranno dei nuovi locali, perché comunque sembra che nell'ex Mandrillo apriranno un nuovo locale, sì? Sembra che in stazione sicuramente davanti aprirà un bel nuovo locale. Il progetto stesso della stazione, insomma, che sarà un pochino più a lungo termine, ma anche quello spero che possa dare una grossa mano e credo che sarà così. Dopodiché si dice che Mestre sta diventando tutta realtà al food, perché comunque il retail non va più, ma qua magari la regia ne sa più di me. Ma infatti io mi rendo conto, perché si fa sempre tante polemiche relative ai negozi sfitti, agli immobili che non vengono affittati. È anche vero che mi metto nei panni di chi ha un'attività di retail, in questo momento non deve essere facile, non è facile, a livello commerciale e di economico, non è questione di degrado o di Mestre non Mestre, non è solo da noi questo problema, quindi noi chiaramente abbiamo più difficoltà perché Mestre ne ha passate di tutti i colori e più di altre città probabilmente, però la ristorazione bene o male sta tenendo abbastanza bene. Sta tenendo bene, e ha delle buone prospettive secondo me anche. I negozi. Qual è il vostro ma lì andremo a parlare di altre cose, dei centri commerciali che si apre un mondo. Qual è il vostro punto forte al Grand Central bis, quello nuovo? Allora, il nostro punto forte credo che sia un ambiente particolarmente vivibile. Sì. Abbiamo degli spazi ben organizzati, abbiamo una struttura che è molto modulabile, che ci permette di affrontare e di proporre più alternative, sì. Dalla cena tranquilla in coppia alla cena di compagnia. È un locale acusticamente studiato molto bene anche per la musica, dove non c'è frastuono, dove nonostante ci sia molta gente si sta bene. E soprattutto facciamo bene da mangiare. Ecco, appunto, perché sennò ma il punto, che poi è il mio lavoro. Se tu dovessi consigliare a chi ci ascolta, cosa si dice? Ci stiamo lanciando sulla pizza, che è un prodotto che io nella mia, tra virgolette, breve ma neanche tanto carriera ristorativa non avevo mai affrontato. Io sono più un ristoratore come passione, ecco, ma visto la tipologia del locale ovviamente abbiamo puntato sulla pizza e ci sta dando più soddisfazioni addirittura di quello che pensavo. Addirittura? Sì, perché il prodotto è nato con un'idea di base buona e stiamo facendo una buona pizza, ci stanno facendo davvero molti complimenti. Pizza non, come dire, con niente di particolare o estremo, buoni prodotti, una buona qualità, una buona fermentazione, una pizza leggera, e ci sta ritornando indietro molto, sono contento. Sì. Quindi insomma, voglio dire, tuttavia ho studiato un format un pochino non innovativo ma diverso, che va un po' anche a sperare nel ritorno alla normalità post-Covid, che è quello del concetto dello sharing in the middle. Ecco, infatti questo mi domanda cosa... Che all'estero
io che bene o male insomma un pochino di ristoranti all'estero ho potuto vederli, va tanto, ovvero la convivialità di fatto, il condividere le pietanze in centro tavola, andare a sporcarsi le mani parlandosi, alzando lo sguardo e trascorrendo una serata in compagnia. Questa cosa del condividere secondo me è bellissima. Però è anti-Covid, quindi fino a qualche mese fa era completamente dimenticata come cosa, so. noi l'abbiamo rischiata un pochino. Non è Covid free. Non è Covid free, diciamo che no, insomma, sì dai, insomma si fa per basta ridere. uno alla volta. Dai che stiamo tornando a Mangiarsi normalità un po' alla prima volta. di... Ma sì, basta, un po' di attenzione. E un'altra cosa, anche voi avete problemi con la ricerca del personale? Questo è un problema grosso e spero che qualcuno dei miei dipendenti mi stia seguendo adesso, perché colgo l'occasione per fargli i complimenti e per dirgli che sono orgoglioso e fortunato ad avere lo staff che ho, perché sono davvero molto bravi e me li tengo molto stretti, nel senso che trovare delle persone soprattutto specializzate in questo momento è molto difficile. Io ho un gruppo di ragazzi, alcuni specializzati, la maggior parte studenti, che hanno veramente però tanta voglia di fare, si sono messi a disposizione seguendo le mie direttive e portando avanti un progetto come se fossero dei professionisti, quando in verità sono degli studenti che neanche di mestre alcuni, quindi insomma sabato e la domenica. Non è facile, però è un dramma. E invece un'altra curiosità così che mi era venuta, le serate del giovedì, sì, i concerti, tutte queste insomma, perché immagino che chi se ne intende mi ha detto che... Come li scegliete? Ma allora, mi sto facendo aiutare da dei, tra virgolette, delle persone che mi seguono a livello di direzione artistica, sì. Non le cito perché so che si vergognano, quindi preferiscono che non lo faccia, ma sono molto brave e soprattutto mi hanno portato verso una scelta di un palinsesto decisamente di alto livello. Stiamo facendo la differenza sulla qualità della musica perché chiamiamo degli artisti veramente di alto livello, e non facciamo musica tanto per farla, la facciamo perché vogliamo fare della musica di qualità. Diciamo che l'obiettivo sarebbe anche quello di diventare un po' un punto di riferimento anche all'esterno per questo tipo di... All'esterno di Mestre, sì, dici? per questo tipo di concerti. Stanno iniziando ad arrivare da Padova, da Treviso, insomma si sta muovendo abbastanza. Quando uno sa che c'è un posto che fa musica jazz, che fa insomma, con il palco... È un investimento chiaramente, perché fare musica costa, nel senso che è uno sforzo anche da quel punto di vista. Però ricordiamo che c'è tantissime persone che vivono di questo e che si sono insomma anche fermati un sacco. Esattamente, infatti vedere la luce negli occhi di musicisti, di suonatori quando entrano nel nostro locale, vedono che abbiamo creato un locale ad hoc, è emozionante, perché anche loro, come quando noi vediamo il locale pieno con la gente che si diverte, anche loro vedono la possibilità di tornare alla normalità per il loro lavoro, perché poi sono stati fermi 2 anni. Infatti appunto questo dico, cioè, penso che tu abbia la fila di persone che vogliono venire a suonare. Tantissime, no? tantissime, e le ringrazio tutte pubblicamente, cerchiamo di gestirle, ma le richieste sono veramente tante. Un'ultima cosa invece, Santi Mestrini riaprirà anche Santi Mestrini proprio perché mi manca, ma soprattutto ho parecchi clienti, parecchie persone che dicono che gli manca, ed è la mia passione come lavoro, ripeto, la ristorazione. Abbiamo una sala all'interno della ex biblioteca, che adesso è diventata la pizzeria e musica dal vivo, che ospiterà, datemi un po' di tempo, adesso ci arriviamo perché il lavoro da fare è tanto, ma diciamo che per settembre, dopo l'estate, riapriremo anche Santi Mestrini. Con un format magari ancora diverso. Con un format molto simile a quello che facevamo prima, l'ambiente tra l'altro è stato replicato identico, è molto simile, anzi praticamente uguale, e con l'idea di fare ristorazione classica. Un ristorante che peraltro a Mestre secondo me manca, perché ha chiuso Lino per esempio, il Moro in via Piave, anche quello lo saluto perché è un amico. Quando è che ha chiuso da poco? Sarà qualche mese? No? Sarà sì, con la nostra apertura, forse anche dopo. Sì. Quello era un altro, insomma... E quindi... Perché in effetti a Mestre c'è molto, c'è anche etnico, sono un po' di locali particolari, fusion, però insomma è classico. Non solo italiano classico, non italiano per essere nazionalista, ma italiano inteso come format. Assolutamente è vero, alcuni... Io lo chiamo ristorante con la tovaglia, che si usa sempre meno adesso. Però ecco, Santi Mestrini e prima Marchini era... Insomma, sì, poi siccome funzionava, aveva anche un buon seguito, io ho deciso di riaprirlo e
completare questo progetto con la parte di bistrò, colazione un pochino più giovane, internazionale, la parte di pizzeria con la musica e la sala ristorante. Che poi quella del bistrò, il primo, diciamo, è anche quello che sta più fuori volendo, no? Sì, sì. Che adesso d'estate abbiamo anche la pergola coperta, adesso abbiamo coperto il tetto, riusciamo a far star fuori la gente anche se piove. Insomma, l'idea iniziale era quella di una food court, quindi un quartierino con più realtà, e adesso l'abbiamo completato ed è quello che stiamo facendo. Che è una cosa che va molto a Londra. Che va molto a Londra, ma poi bisognava presidiare tutta la piazzetta e quindi abbiamo dovuto lanciarci. Diciamo che voi siete un presidio non da poco, ecco, il comune sì. vi dovrebbe fare i punti d'oro. Sì. Insomma. Il comune ci ha fatto i punti d'oro, nel senso che comunque ci ha aiutato nella realizzazione, parlo di concessione. Tornando al discorso di prima, dopo però i privati devono purtroppo rimboccarsi le maniche, esatto. Sì. Vabbè, insomma, comunque noi ringraziamo. Io ringrazio Marta. E dopodiché facciamo un appello a questi mestrini che un'identità ce l'hanno, ricordiamo. Ce l'hanno. La nascondono, ma ce l'hanno. La nascondono perché gli piace un po' essere internazionali. Di andare, di frequentare i locali, insomma, io vedo tantissima gente in giro, poi io personalmente li frequento tutti, piano piano, tutte le sere. Io più che frequentare i locali, che sembra una ruffianeria, diciamo, io direi di frequentare il mio, no scherzo, di frequentare le zone di Mestre, di camminare, venite in via Piave, quantomeno nella zona del Grand Central, che adesso è ordinata, pulita, con le piantine nuove, illuminata, venite a vederla, che tanto a difendervi ci siamo noi dalla brutta gente. Sì, perché lui stava spiegando prima che lui proprio esce, difende, rischia le coltellate. Io ormai faccio anche il buttafuori del mio locale. Lui fa anche il buttafuori, esatto. Quindi vi aspettiamo, grazie. Quindi insomma, frequentiamo, usciamo e andiamo al Grand Central. Sì, vi aspettiamo tutti. Grazie mille. Grazie a voi, buon weekend. Che poi sei vestito anche. Sono in logo perché adesso vado a lavorare, sono logato. Va bene, grazie a tutti. Grazie.